Fino a 1000 tamponi al giorno, 2 linee di erogazione e 10 ore di attività quotidiana. Parte a Favaro Veneto in terraferma veneziana il nuovo drive-thru dell'ULSS 3 Serenissima, al parcheggio scambiatore tra via Triestina e il deposito del tram. Dopo gli interventi che sono stati fatti a Venezia, alle Zattere, a San Basilio e a Chioggia, l'intervento che veniamo a presentare oggi conclude l'operazione di sistemazione che avevamo programmato nelle scorse settimane, in modo da garantire ai cittadini e agli utenti una fruibilità sempre più agevole, riuscendo in questo modo ad evitare il problema delle code e dei disagi e le lunghe attese che avevano creato problemi nelle scorse settimane. Il fatto di riuscire anche ad agendare tutte quante gli appuntamenti fa sì che gli utenti non debbano aspettare, possono venire a fare in tempo reale il tampone, in modo tale da avere una risposta senza problemi particolari. In questa città poi particolarmente difficile, perché di terra di acqua, abbiamo cercato in tempi rapidi di dare risposte ai cittadini, aprendo a Venezia ormai 2 settimane fa a San Basilio il punto tamponi, e poi in questo parcheggio, diciamo in una zona strategica per Mestre, con più vie di fuga possibili, questa struttura. Quindi c'è stata una collaborazione che ha visto insieme comune, quartiere, ma anche poi gli enti, AVM, che ci hanno dato la disponibilità dei collegamenti necessari per allestire questo spazio, e quindi il nostro ringraziamento ovviamente. Intanto arrivano notizie confortanti dalla scuola. Prima si faceva una stima e si diceva che nel momento di peggior aumento esponenziale si avevano anche fino a 200 classi in più al giorno. Ora abbiamo una media di 20 classi, quindi è notevolmente calato l'interessamento delle scuole. In crisi da contagio molti settori, ma la luce in fondo al tunnel finalmente si intravede. Tutte le aziende sono in grossa difficoltà a gestire i dipendenti positivi, perché viene meno molta forza lavoro e questo complica molto le cose. Fortunatamente i dati che ci arrivano dimostrano che il picco è alle spalle e quindi la situazione va migliorando via via. Un po' è fisiologico, un po' frutto anche del lavoro di screening veloce che viene fatto, di risultati immediati, si riesce a contenere in qualche modo il contagio. Quindi se tutto continua così, dovremmo avere passato il peggio e andare verso una situazione più tranquilla anche per le imprese e anche per i lavoratori.